Come vedete lo schema, l'indice, partiamo dalla lingua e non è casuale che poniamo la lingua al centro dell'identità. C'è chi invece esclude la lingua e pone al centro dell'identità le tradizioni e la storia. Porre la lingua significa qualcosa, cioè opponendole, mentre invece c'è, come facciamo noi, lingua, gli oggetti della cultura materiale come ci sono lasciati dal passato, le tradizioni popolari, addirittura la religiosità, i mass media, sono tutti componenti della cultura. La cultura come fatto di oggi, non come fatto passatista. Infatti il seminario di oggi ha come luogo centrale dell'interrogativo è la continuità della nostra cultura, come rendere continuo, come proseguire, come risolvere lo iato che un certo tipo di modernizzazione e certi attori della modernizzazione hanno piazzato tanto da separare la cultura tradizionale da quella moderna. E da qui